Hai controllato la tua pensione? Domanda fatidica, ed è la domanda a cui dovete dare una risposta. Se non l'avete fatto, fatevela controllare. Dove? Presso gli uffici dello CGIL del Veneto. Noi, come ogni settimana, vi portiamo un caso, un telespettatore, una persona, voi ho detto potete partecipare, chiamateci, chiamate le sedi dello CGIL anche per intervenire e testimoniare la vostra non felice esperienza, che poi diventa una felice esperienza. Perché? Perché riuscite a recuperare, se c'è un problema, se c'è stato un problema con la pensione, anche dei bei soldini, che male non fanno. E allora noi, come ogni settimana, questo anteprima lo dedichiamo a un nostro ospite. Allora, ben arrivato signor Giovanni, grazie di essere qui con noi. Buongiorno. Bravissimo, perché bisogna superare anche un po' l'emozione sì, della televisione, sì, è la prima volta, no? La prima volta, sì. Allora, lei viene dalla provincia di Rovigo. Di Rovigo, esatto. Ci racconti un po' il suo caso. Lei è pensionato da quanto tempo? Io sono pensionato da 13 anni e mezzo. Ho sempre lavorato. Nel privato? Sempre, sì, sotto paro e tutto quanto, perché mi chiamo sotto paro. Ho sempre tirato gli assegni di mia moglie e tutto quanto. Perché sua moglie è pensionata? No, mia moglie mai casalinga. Perfetto. Mi incorso, ho sempre tirato. Nel 2015, primo di gennaio 2015, mi incorso che mi manca l'assegno di assegni familiari di mia moglie. E ora cosa ho fatto? Sono andato al sindacato, che avremo sindacato lì a Grignano, in un paese in provincia di Rovigo, e sono andato a lui e ho detto che è un errore. E dice, guardiamo quanto lo abbiamo. E si è controllato tutto quanto e ha fatto la richiesta e dice sì. E manca per tirare via l'assegno. Ma è così? È così. Viene sempre da, fino all'ultimo momento. E dopo in gennaio, basta. E ora sono andato dal sindacato, ho detto qua. E ha fatto la richiesta, dopo là in marzo, e mi dà in più mi dà anche i ritratti. Quindi è stato ben contento? Per fortuna che si è accorto subito. Mi si è accorto subito, che avevo anche un sindacato che mi dice anni che abbiamo che sindacati e tutto quanto. Mi ha detto, beh, col sindacato, perché se è qualcosa che non funziona, vado da lui. Quindi subito andarci, però perché non è riuscito ad accorgersi. Perché non ti stimo che lì tanto aspettare, andare, se va subito. Anche perché lei la pensione non è che riesce a fare i conti, starci dentro le spese. È poca pensione, perché te lavori tanto e ti dà poco. Trafitto. E trafitto, e boete, e tutto quanto, a fine metà mese non te ne più. Quindi gli assegni familiari erano importanti? Sì, importanti, anche se ho solo della moglie, è importante per me. Assolutamente. Che cosa sente di consigliare ai suoi amici, le persone che come lei sono... Quando che dico a tutti quanti, quando che è un errore, andare subito al sindacato, incorsasene subito, senza stare lì a aspettare, quando che uno tira la pensione, andare a casa, parlare, tutto quanto, e dopo andare al sindacato. Farseli risolvere questi problemi. Perché sennò va persi dopo. Bravissimo, vanno persi. Ci sono dei tempi in cui si perdono questi soldi, la domanda che alcuni si hanno fatto, adesso lo scopriamo insieme. Signor Giovanni, siamo contenti per lei, noi la ringraziamo, grazie di essere venuto qui a testimoniare e lasciamo lo spazio, grazie, a Maria Pistorello che ci raggiunge subito. Ben arrivata Maria, carissima. Allora, abbiamo visto il caso del signor Giovanni, non è l'unico, per magari chissà quanti ce ne sono di situazioni analoghe. Anche bravo ad andare immediatamente, perché magari non tutti si rivolgono subito, hanno la prontezza o magari pensano che sia normale così ricevere una cifra minore, perché viene anche da pensare questo. Beh, infatti il caso del signor Giovanni è di un nostro iscritto da tanti anni che ha questo rapporto già con noi, già consolidato, e lui anche amicale, poi, no? Quindi sì, esatto, è stato attento, ha visto questa mancanza degli assegni familiari nella sua mensilità di pensione, è venuto da noi e noi gli abbiamo fatto tutte le pratiche per riaverli. Ma a proposito degli assegni familiari, ci sono tanti altri casi in cui il pensionato o la pensionata ha diritto ad avere gli assegni familiari, non li ha mai presi e così li perde. Li perde per quanto tempo? Li perde fino a un massimo di 5 anni, se per caso ha maturato il diritto e non li ha ancora avuti. Quindi vuol dire
dire che dopo 5 anni? Vuol dire che se una persona matura il diritto ad avere gli assegni familiari, per qualche motivo l'INPS non glieli paga, una volta che scopre questa mancanza ha diritto agli arretrati al massimo per 5 anni indietro. Noi, quindi se esatto. Una persona per caso dovesse capitare la vicenda del signor Giovanni, però sono passati 7 anni, recupera fino a 5 anni. Fino a 5 anni. Il signor Giovanni, diciamo, ecco, è stato pronto, lui si è accorto subito di questa mancanza. Ma l'appello che io voglio fare invece ai nostri attenti ascoltatori e ascoltatrici pensionati è: state attenti, perché questa sera vedremo che ci sono dei limiti di reddito, insomma, diciamo discreti, per aver diritto ad avere gli assegni familiari. E allora proprio lo vediamo adesso nel dettaglio. Poi lo sapete, lo SPI-CGIL controlla le pensioni anche a coloro che non si accorgono, come nel caso del nostro pensionato della provincia di Rovigo, non si accorgono da loro, no, che gli manca qualcosa. Attenzione, perché tantissimi pensioni hanno diritto ad avere delle aggiunte in più, come posso dire, degli assegni in più, ma siccome bisogna fare domanda per poter avere questi assegni, ahimè, non arriveranno mai se non si fa la domanda e se non si scopre di averne il diritto. E allora vediamo adesso subito gli assegni familiari. Intanto noi li chiamiamo sempre così, abitualmente, assegni familiari. Ma dal 1988 gli assegni familiari vengono chiamati così ancora per una categoria di lavoratori, di pensionati, che sono i pensionati che avevano un lavoro autonomo, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti. Loro hanno sulla pensione una voce che si chiama quota di maggiorazione sociale. E in questo caso si sta parlando sì di assegni familiari, i vecchi assegni familiari. Dal 1988 invece è nato l'assegno al nucleo familiare. Che cos'è l'assegno al nucleo familiare? È una quota che viene riconosciuta a una famiglia, marito, moglie o eventuali figli minorenni o in particolari condizioni, oppure eventualmente anche i nipoti, dopo lo vedremo meglio, che viene riconosciuta tenendo conto del reddito che si ha e proprio di quanti componenti è composta la famiglia. E allora, intanto quindi vediamo, praticamente è una specie di ISEE, fare una verifica di no, non è una specie di ISEE. Diciamo che abbiamo una tabella che ci dà dei livelli di reddito minimo e massimo, stando dentro i quali si ha diritto ad avere l'assegno al nucleo familiare. E allora, il nucleo familiare, intanto una cosa voglio spiegarla subito, perché come nucleo familiare delle volte noi intendiamo così com'è composta la famiglia, e magari in famiglia vivono anche il figlio con la moglie, i nipoti, oppure un fratello, eccetera. Invece il nucleo familiare, ai fini della individuazione se si ha diritto all'assegno per il nucleo familiare, è composto dal pensionato, dal coniuge e dai figli o equiparati, si dice così, dai figli di minore età o maggiorenni se sono disabili. Poi si dice anche dagli equiparati, perché? Perché potrebbero essere figli naturali, riconosciuti al di fuori del matrimonio, potrebbero essere figli adottivi, affiliati, o anche, sempre se sono a carico del pensionato, figli avuti da un precedente matrimonio del coniuge. Potrebbe essere, no, che magari non, per qualche motivo, insomma, non c'è più il sostegno da parte del padre legittimo, ecco che subentra anche il padre, il marito della mamma o la moglie del papà, insomma. Nucleo familiare solo col matrimonio, oppure dal momento in cui le persone convivono? No, nucleo familiare inteso come nucleo familiare legittimo, quindi di persone coniugate. Dal 2007 nel nucleo familiare, forse perché proprio nel 2007, lo ricordo, è iniziata la crisi, la famosa crisi, no, economica nel nostro paese, anche i nipoti minorenni, se figli di genitori che per motivi di reddito non sono in grado di mantenere i figli, possono essere posti a carico dei nonni. Quindi questa è una cosa nuova che c'è dal 2007. Che va richiesta però l'assegno familiare. Ecco, stiamo parlando sempre e comunque di un qualcosa che va richiesto. E allora,
Vediamo l'assegno al nucleo familiare. Intanto dobbiamo stare dentro a determinati redditi, ma volevo anche spiegare quali sono i redditi che vanno presi in considerazione e quelli che vanno esclusi da questo computo. Allora, vanno presi in considerazione tutti i redditi che sono assoggettabili all'IRPEF, ma anche redditi che non sono assoggettabili all'IRPEF. Sto pensando per esempio agli interessi, perché magari si ha qualche titolo, qualche risparmio, eccetera, oppure si ha, non so, un assegno di aiuto dal comune, per dire, come assistenza, come assegno di assistenza. Ecco, questi vanno presi in considerazione, questi redditi qua, solo se superano i 1.000 euro. Se sono inferiori, per dire, tante volte i nostri pensionati dicono ah sì, ma io ho magari da parte questo, hanno magari da parte quello che per loro è un gruzzoletto, ma magari gli produce, non so, 100 euro all'anno di interesse, non vanno computati. Quindi se non superano i 1.000 euro non vanno computati questi. Poi invece cos'è che va preso in considerazione? Quali sono i redditi che invece fanno cumulo proprio per capire se un pensionato ha diritto o no ad avere l'assegno? Sono i trattamenti di fine rapporto, se uno ha appena finito di lavorare, gli arretrati, sono spero di aver detto giusto, quali sono i redditi esclusi dal computo. Ecco, quindi trattamento di fine rapporto, arretrati, lo ricordo, nel caso anche le rendite INAIL sono escluse, non vengono conteggiate, perché la rendita INAIL dovuta a un infortunio è riconosciuta come risarcimento per il danno subito e quindi non va computata. Il TFR non va computato? No, nemmeno il TFR, nemmeno le indennità a ciechi parziali o a sordi parziali, non va computata l'indennità di accompagnamento eventuale se si ha in famiglia un genitore a carico che ha l'indennità di accompagnamento, non va computato il suo reddito. Allora, andando avanti, volevo far vedere questa tabella, chiedo alla regia se gentilmente la può mandare, la tabella numero 3, perché per fare un esempio così i nostri ascoltatori naturalmente dovranno passare per forza dallo speech CGIL, così noi gli vediamo bene la denuncia di redditi e capiamo, però per farvi capire, con un reddito dei familiari, adesso io ho evidenziato, come vedete, la famiglia composta da 2 persone, cioè dal marito e dalla moglie. Se non si raggiungono insieme tra marito e moglie 13.593 euro all'anno, si ha diritto all'assegno al nucleo familiare di 46,48 euro al mese. Se invece tra marito e moglie non si superano, vedete, i 16.991 euro lordi, si ha diritto ad un assegno di 36,15 euro e così via. Poi se non si superano da quella cifra i 20.388 euro si ha diritto a un assegno mensile di 25,82 euro e se non si superano invece i 23.785 euro si ha diritto a un assegno di 10,33 euro al mese. Come vedete, questi sono redditi lordi. Venite da noi perché tante volte noi abbiamo proprio appurato con i controlli delle pensioni che stiamo facendo che tanti pensionati pensano di essere esclusi da questo beneficio dell'assegno al nucleo familiare, ma come vedete dalle cifre che adesso state vedendo in video, marito e moglie con quei redditi hanno diritto ad avere l'assegno al nucleo familiare. Poi, se invece io chiedo, c'è la persona vedova, il vedovo, la persona da sola, non fa nucleo familiare, non ha diritto a niente? No, allora in questo caso qua, grazie della domanda, perché mi dà modo di far vedere intanto la tabella, la numero 4, sì, se non sbaglio è la numero 4, eccola qua, sì, se la regia gentilmente la vuol mandare. Perché il nucleo familiare può essere composto anche da una sola persona. Meno male. Sì, da una. Però il caso è quando si tratta di un titolare di pensione ai superstiti, cioè un vedovo oppure una vedova,
che abbia però un'invalidità, che sia invalido al 100%. In questa condizione un vedovo o una vedova, quindi con una pensione di reversibilità, che ha un reddito inferiore ai 27.899 euro, purché invalido, voglio dire, purché invalido, esatto, però normale, deve essere invalido, ha diritto all'assegno familiare per se stesso. Nella tabella che state vedendo adesso, proprio vedete nella riga gialla, vedete fino a euro 27.899 si ha diritto, purché si sia inabile, purché la persona sia con la pensione di reversibilità, lo ripeto, è inabile, ha diritto ad un assegno di 52,91 euro al mese, e nel caso questo diritto non sia un diritto maturato immediatamente, ma sia stato già maturato da anni, possiamo chiedere gli arretrati fino a 5 anni indietro. Molto spesso noi abbiamo tanti pensionati e pensionate che magari sono in casa di riposo, e lo sappiamo benissimo che in casa di riposo poi c'è una quota di rilievo sanitario che paga la regione, ma c'è una quota altrettanto quasi uguale, circa sui 1.500 euro mensili, che paga il pensionato con la propria pensione e con l'aiuto dei familiari. In molti casi le persone ricoverate nelle case di riposo sono non autosufficienti, quindi rientrano in questa tipologia qui. Quindi la persona non autosufficiente. Non autosufficiente con la pensione di reversibilità può ottenere l'assegno sociale, l'assegno al nucleo familiare per se stesso. Però questo lo deve domandare il figlio, necessariamente. Logicamente perché si deve, ma sempre in questi casi qua deve mobilitarsi il figlio, ecco. Detto questo, io ricordo, perché penso che stiamo andando verso la chiusura, sì. Vero? Allora, io ricordo una cosa, anche l'assegno al nucleo familiare comunque sia, una volta che viene ottenuto, l'anno stesso dell'ottenimento non ha bisogno di particolari controlli, ma anche questo assegno ogni anno deve esserne comprovato il diritto ad averlo attraverso la presentazione del modello RED, cioè dei redditi. Se non viene fatto, dedicheremo proprio una puntata, uno di questi appuntamenti, per parlare proprio bene dell'adempimento della consegna del RED, a cui sono chiamati tutti i pensionati che hanno non solo l'assegno al nucleo familiare, ma tante altre prestazioni di tipo assistenziale. Proprio ne parleremo direttamente. Perfetto, intanto, benissimo, infatti chiedevo di mettere i numeri telefonici, esatto. Teniamoli fermi là, il immobili, ha provveduto subito che siamo in chiusura. Sì, perché noi stiamo facendo i controlli delle pensioni. Qui trovate in questa tabella qui il numero della sede provinciale dello SPI-CGIL. Che vi manda alle ulteriori sedi, perché come il signor Giovanni ci ha detto, lui abita a Grignano in provincia di Rovigo, proprio lì c'è una sede dello SPI, quindi non ha dovuto andare a Rovigo, ma ha trovato quindi tutte le sedi locali. Noi abbiamo tantissime sedi nel nostro territorio, i nostri ascoltatori, i nostri pensionati possono chiamare il numero della loro provincia, e così avranno proprio l'indirizzo e anche il numero di telefono della sede più vicina a casa loro. E vabbè. Allora, detto questo, noi dedicheremo tanti appuntamenti per ricordare queste cose. Ringraziamo Maria Pistorello. Questo primo capitolo, questo ulteriore capitolo, perché non è il primo assolutamente, di anteprima, l'abbiamo dedicato agli assegni familiari. Avete capito che se avete dei dubbi, delle perplessità, cercate di guardare subito, perché come ha fatto il signor Giovanni, prima è, meglio è. Qualora non fosse, almeno nei primi 5 anni, almeno recuperate sti soldi, però comunque dare un'occhiatina alla pensione, farsela dare, perché da soli è anche difficile, è bene naturalmente, presso le sedi dello SPI-CGIL che sono presenti in tutto il territorio del Veneto, ma anche del Friuli Venezia Giulia e dell'Emilia Romagna, insomma stiamo parlando a livello nazionale. Questo per dare una risposta a quanti ci hanno chiesto se c'è soltanto in Veneto, no, c'è dappertutto. Grazie, adesso continuiamo con la nostra trasmissione, ma ringraziamo Maria Pistorello e lo SPI-CGIL del Veneto. Grazie a voi.